sempre il grido di chi soffre, interviene sempre nella storia per liberarci dalle nostre schiavitù. Ma Dio ha bisogno della nostra fiducia. Per questo oggi dobbiamo riflettere su quali sono le nostre schiavitù. Possono essere le nostre paure, le dipendenze, le superficialità con cui viviamo la fede. Ma dobbiamo ricordare che Dio continua a chiamarci, come ha fatto con Mosè, e oggi ci sta invitando ancora una volta ad avere fiducia in Lui. Nella seconda lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo, Paolo ci mette in guardia. Anche il popolo di Israele, nonostante i grandi prodigi di Dio, non è stato sempre fedele. Vedete, molti, pur avendo visto miracoli straordinari, come l'attraversamento del Mar Rosso, il cibo mandato dal cielo, hanno mormorato contro Dio e si sono allontanati da Lui. Per questo oggi l'Apostolo Paolo avverte la comunità cristiana di Corinto, ma anche noi, e leggiamo dalla prima lettura di oggi: chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Questo è un messaggio forte da parte di Paolo, fratelli e sorelle. Non dobbiamo mai sentirci arrivati nella nostra vita di fede, perché la tentazione di allontanarsi da Dio è sempre presente, sempre dietro l'angolo. Carissimi fratelli e sorelle, nella società di oggi vediamo il pericolo dell'indifferenza religiosa, della superficialità, del pensare che Dio non sia più necessario, ma il rischio è quello di perdere la strada, di perderla per sempre. Ecco perché San Paolo oggi ci invita a restare vigili, a non cadere nella tentazione di credere che possiamo fare a meno di Dio. E la Quaresima ci può aiutare, perché è il tempo per riscoprire la nostra dipendenza da Dio e soprattutto rafforzare la nostra fede in Lui. Nel Vangelo che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo Gesù che affronta due eventi tragici dell'epoca: i Galilei uccisi da Pilato e le persone schiacciate dal crollo della torre di Siloe. Vedete, la mentalità comune pensava che queste disgrazie fossero una punizione divina per i peccati di quei morti, ma in questa lettura del Vangelo vediamo che Gesù corregge questa visione. Quei fatti non sono punizioni divine, ma segni che invitano alla conversione. E dopo questo Gesù aggiunge la parabola, quella del fico sterile. Un uomo aveva piantato un fico, ma dopo 3 anni non aveva dato frutti. Ecco che qui decide di abbatterlo, ma il vignaiolo gli chiede tempo. E leggiamo ancora dal Vangelo di oggi: padrone, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò attorno e gli metterò il concime. Se non porterà frutto, allora sarà tagliato. Carissimi fratelli e sorelle, questa parabola è un'immagine potente della nostra vita. Dio è il padrone della vigna e noi siamo il fico. Egli ci dona tempo, ci cura, ci concima con la sua parola, ma si aspetta da noi dei frutti. Non possiamo continuare a vivere la nostra fede in modo sterile e senza conversione. Il tempo che Dio ci dà è prezioso, ma non è infinito. Come abbiamo visto dal Vangelo di oggi, al fico viene dato ancora 1 anno, ma poi sarà giudicato. Anche a noi viene dato questo tempo di misericordia per cambiare, ma se non cambieremo, il giudizio sarà terribile. Carissimi fratelli e sorelle, quante volte rimandiamo la nostra conversione? Tutti noi pensiamo sempre di avere tanto tempo, che ci sarà un domani per cambiare vita, ma la Quaresima ci ricorda proprio che il momento è adesso, che non è infinito. Vedete, Dio è paziente, aspetta una nostra risposta, ma ricordate, questa risposta non deve tardare, perché il giudizio
può avvenire anche in questo momento. Allora, carissimi fratelli e sorelle, possa questa Quaresima essere un tempo per riprendere in mano la nostra vita spirituale, affinché tutti noi impariamo a portare frutto, a vivere una fede concreta, fatta di opere di misericordia, di preghiera e di perdono. E ricordate che oggi è il tempo della grazia, oggi è il tempo della benedizione. Ancora una volta, fratelli e sorelle, vi chiedo di pregare per il Santo Padre Francesco. Preghiamo per lui e per la sua guarigione. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 23 marzo 2025, terza domenica di Quaresima. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Fa che vediamo il tuo amore.
te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza, fa che troviamo grazia di perdono. Signore, padrona, fa che vediamo il tuo amore, ti confermo nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore e ti preghiamo, dona perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona, chiediamo il tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con tutti voi. Abbiamo accolto l'invito dello Spirito Santo di riunirci qui attorno all'altare del Signore in questa terza domenica di Quaresima per ascoltare la parola del Signore, per lasciarci rafforzare nella fede, nell'amore e per testimoniare poi con un rinnovato impegno di vita la nostra fede nel Signore Gesù. A Lui che si offre a noi nella Sua parola e nell'Eucaristia, gli affidiamo la nostra pochezza e le nostre fragilità. Con umiltà diciamo adesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico Vergine Maria, gli angeli e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, preghiamo. O Dio dei nostri padri, che ascolti il grido degli oppressi, concedi ai tuoi fedeli di riconoscere nelle storie l'invito alla conversione, per aderire sempre a Cristo, roccia della nostra salvezza. Egli è Dio e vive con te nel Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di l'angelo gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò e il roveto ardeva per il fuoco. Il roveto non si consumava. Voi avvicinare questo grande spettacolo. Perché il roveto? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal Mosè rispose, eccomi. Riprese,
inchinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a poi conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele. Mosè disse: io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? E io: che cosa risponderò? Dio disse a Mosè: io sono colui, e aggiunse: così dirai agli israeliti: io sono. Dio disse ancora a Mosè: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Parola di Dio. Il Signore ha pietà del suo popolo. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe e tutte le tue infermità. Salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore compie cose giuste. Ha fatto conoscere a Mosè le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, perché il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Voglio, fratelli, padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare. Mangiò cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevevano infatti da una rituale che li accompagnava.
Signore Gesù. Come vi dice il Signore, il regno dei cieli è vicino. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di lei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete in tutto modo. E quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche un tale aveva piantato un albero di fichi e non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni a cercare frutti su questo albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò messo. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore. C'è un po' l'imbarazzo della scelta sulle letture da passaggio. Vi è tuttavia un filo conduttore tra le 3 letture e nell'invito alla conversione che deriva dalla cronaca del quotidiano. Nel brano del Vangelo, fatti di cronaca che gli vengono riferiti per il messaggio, l'invito alla conversione, cioè a orientare tutta la propria esistenza a Dio e non semplicemente alle cose o alle... San Paolo canta ai Cristo la storia della salvezza e ricorda i fatti dell'Esodo, come Israele abbia sperimentato la presenza di Dio nel suo cammino nel deserto. La forte di questa esperienza e ciò che Israele ha vissuto, Paolo dice, è stato scritto, viene ricordato come ammonimento per ogni me. È un invito a fidarsi, non fidare delle proprie forze. La tendenza istintiva dell'uomo, di ogni essere umano,
è quello dell'autonomia, della indipendenza. Invece San Paolo dice, attraverso le esperienze della storia siamo chiamati a riconoscere la presenza di Dio che cammina con noi, con l'esperienza. Cose belle, eccola qui siamo chiamati. Riconoscere la presenza salvifica di Dio nella realtà quotidiana e lodare e ringraziare Dio per questo suo amore misericordioso. La prima lettura, presa dal libro dell'Esodo, è un momento nella storia della salvezza. Abbiamo la prima grande esperienza di Dio con Abramo, quando Dio parla ad Abramo, l'abbiamo sentito domenica scorsa, e instaura un'alleanza con Abramo, la promessa di una discendenza, la promessa di quella terra nella quale è giunto proprio in obbedienza al comando che gli aveva dato di uscire da Ur dei Caldei. È arrivato nella terra di Canaan, lì in Palestina, lì lo assicura, questa è la terra che ho preparato per la tua discendenza. Quella promessa di Dio lentamente si sviluppa e si compie. Il brano dell'Esodo che abbiamo sentito nella prima lettura è una tappa della storia della salvezza. Dio che prende nuovamente l'iniziativa e si rivela a Mosè che è fosco, che è andato a servizio di Sabbia. E lì, nel servizio che fa a Jetro, è atteso da Dio. Ecco che fa i pastori, conduce il gregge oltre la terra abituale dove pascola, arriva ai piedi di Sinai e lì c'è la grande esperienza, il monte di Dio, l'Oreb, il Sinai. E attraverso quell'esperienza del fuoco brucia, suma, Dio lo attende. E abbiamo sentito dalla fiamma del fuoco, Dio lo chiama. Un piccolo particolare è interessante cogliere all'inizio. Il vide che si era avvicinato per guardare, Dio gridò dal rovetto, gridò, cioè lo chiama con forza, lo chiama per nome e il nome è ripetuto 2 volte, non che Dio lo chiama per nome e per 2 volte lo chiama per nome. Essere nome significa essere conosciuti personalmente, instaurare una relazione personale tra il chiamante e il chiamato. E l'essere chiamati per 2 volte, c'è un genere letterario nella Bibbia che è quello della vocazione. Dio chiama 2 volte per far superare al chiamato la perplessità. Ma sono proprio io quello che è chiamato? E anche per instaurare
un dialogo, una relazione strettamente personale. Quindi è un rapporto diretto, personale, tra Dio e il chiamato. Stupendo questo. Dio con noi non ama con il nostro nome. E avere un nome significa avere un volto, una identità. Dinanzi a Dio non siamo estranei, non siamo un oggetto, non siamo merce da scambio, ma abbiamo una identità, una personalità che non è interscambiabile, unica. E Dio si relaziona con ciascuno di noi valorizzando questa identità. Identità significa individualità con pregi e limiti. E Dio valorizza tutto ciò che c'è in noi. E dal dialogo che intercorre tra te, cogliere proprio questa dinamica, questa realtà, pregi e limiti. Il tutto viene valorizzato per uno scopo ben preciso. Dio, piano di salvezza, un progetto di salvezza da compiere, e utilizza l'uomo, la persona, ciascuno di noi, per realizzare questo progetto di salvezza. Anche Mosè, dinanzi a Dio di andare in Egitto e di liberare il popolo, avverte la sua pochezza e il suo limite e dice: e chi sono io? Dio che controbatte dicendo: non temere, sono con te. Ecco. C'è un altro piccolo particolare che mi permetto di richiamare perché è meraviglioso, sul quale andiamo nelle nostre riflessioni spirituali. Dio che si presenta a Mosè: io sono il Dio di tuo padre, io sono il Dio dei tuoi antenati, io sono il tuo Dio. E poi ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto. A causa dei suoi sovraintendenti. Conosco le sue sofferenze. Parto, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e farlo salire da questa terra verso una terra bella. Se consideriamo solo un istante i primi 3 verbi, sono tutti in forma attiva. Dio prende l'iniziativa, dice in favore del suo popolo. Ho osservato. Dio ha gli occhi aperti, è vivente, osserva
istanze e i bisogni del suo popolo. Dio non è come gli idoli di pietra, ha orecchi, oltre che vedere, sente il gemito del povero, il grido di chi si rivolge a lui. Terzo, conosce. E conoscere in senso biblico significa fare proprio quel grido, l'implorazione. Conseguenza di tutta questa presenza vigilante di Dio, sono sceso per liberare Israele. Ecco come viene descritta la presenza nella storia del di agire di Dio non è esaurita in quell'epoca, in quell'esperienza, ma è un atteggiamento, è un modo di operare che continua nel tempo, che si rivolge ad ogni generazione, continua anche nei nostri giorni, continua anche per ciascuno di noi. Dio si interessa di tutti i suoi figli e Mosè è chiamato per nome e ogni suo figlio, ognuno di noi è chiamato per nome, cioè è conosciuto personalmente dal Signore. Per nome significa identità, dicevamo, ma anche fiducia, affidamento. A Mosè dice: va, libera il mio popolo Israele da Egitto. Essere chiamati per nome anche noi significa missione da compiere, e questa missione non si ha, in questa missione siamo soli con noi. A Mosè ha detto: io sarò con te. A ciascuno di noi il Signore dice: io sono te. Ecco allora la preziosità, la bellezza straordinaria della nostra esistenza, della nostra vita. Abbiamo una missione da compiere, talvolta misteriosa, difficile anche da capire, ma è il Signore che ce l'ha affidata. È il Signore che attraverso le esperienze della vita quotidiana rivela questa missione. E allora deriva l'importanza del nostro personale con il Signore, della preghiera, della meditazione sulla parola del Signore, per capire qual è il contenuto di questa missione che il Signore ha preparato per noi e ha affidato di noi. E con gioia rinnoviamo la professione di fede, lo facciamo con il simbolo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà ai vivi e ai morti. Un abbraccio. La Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne. Amen. Fratelli e sorelle, sappiamo che il Signore che ci aiuti, ma è come Cristo. Donaci, o Padre, la saggezza, il divertimento di cristiani la loro vita, dando la priorità a donaci, o Padre del cuore, testimoniare in tanti giovani donarsi ai fratelli che soffrono e che conoscono Gesù Cristo. Preghiamo. o Padre, la saggezza del Non conoscono o ne hanno errata. Trovino persone che sappiano per far comprendere che è gente, perché pazienza, misericordia. donaci, o Padre, la saggezza del cuore. Per chi dedicherà 24 ore per il Signore. E per il cuore. Padre, la saggezza del cuore. Noi tutti impariamo a valutare con lo sguardo del Signore e a dare un apporto positivo a tutte le vicende liete o dolorose che coinvolgono quanti ci sono accanto. Preghiamo. O Dio nostro Padre, o leggere negli avvenimenti del nostro tempo la storia e dare il nostro contributo perché tutti si sentano fratelli e presenti in tutti, perché detto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto tutto della terra. Sia segno della nostra unione con la vita divina. Versi di Fabio Vino, presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Preghiamo. Si vengano unita Dio Padre Onnipotente. Per Dio metti e di perdonare ai nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Signore, è veramente cosa buona, nostro dovere e fonte di dare grazie sempre in ogni luogo a te, Santo, Dio onnipotente ed eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingano ai misteri della redenzione e la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere il verso, radunare intorno a te un popolo. Viene nomicio, ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
redentrice del tuo Figlio, della salvazione ascendente nella gloria, ti offriamo, o Padre, in grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta la prima immolata per la nostra e a noi che ci poi il Figlio dona la pienezza tanto perché diventiamo in Spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere come i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e per questo sacrificio nella fore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo, la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, i tuoi figli ovunque dispersi, i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu doni agli beni. Per Cristo, con Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti. Da Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo con amore, figli, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonare, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo che vivi e regni nei secoli dei secoli. Del Signore, diamoci un segno di comunione. Di Dio che doni
invitati non degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò. Canto numero 409. Noi crediamo in te, oh Signore, oh Signore. Amo te, Signore, col Signore. Sei con noi, Signore, sei con noi. Nella gioia tu sei con noi. Nel dolore tu per noi. Noi cerchiamo te, oh Signore, noi preghiamo, Signore, noi a te, oh Signore, tu ci ascolti, oh Signore. C'è chi prega, Signore, vieni a noi. C'è chi soffre, Signore, vieni a noi. C'è chi spera, Signore, vieni a noi. O Signore, vieni a noi.
visione del cielo, regno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente e celebriamo per Cristo nostro Signore. Ricordo che mercoledì 26 alle ore 20:30 nella chiesa di Campolessi c'è il terzo incontro del percorso a rendere meglio la visione con filmati, immagini e musica. È una molto utile anche visione personale. E martedì poi è la grande festa dell'annunciazione a Maria, l'incarnazione del Signore. Giovedì 27 alle ore 17 qui dalle 8 c'è l'ora di adorazione eucaristica silenziosa, una opportunità per trascorrere un po' di tempo con il Signore, dialogando. Venerdì 28 marzo alle ore 18 qui in santuario c'è la lezione sulla passione del Signore. Il Signore sia con voi. Guida o Signore dei tuoi fedeltà, concedi loro la rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna, per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti, per Cristo nostro Signore. E la benedizione Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, rimanga sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Adeo Deo saluti come l'Adeo, Adeo plenido ogni grazia, il Signore ai mio necciate, con quel voli splenda amore, o immacolata, o colombe d'amore, pietà al Signore, ma divine se spielitore, fai sì Deo chiare ma con quel tribie il bambin ch'io lutoci busti che il nini luciano lutoci ch'io lo busti che il nini.
Pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame, e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna, e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia. E in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio. Per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione e qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere l'acerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria